No, I'm gonna go outside. You wanna say hello? Say hello. Say hello. Allora, prima di tutto i rumori. Prima di tutto dobbiamo suonare qua e quindi tutta una serie di cose. Allora, 1500 like immediatamente e andiamo dove c'è un po' più di tranquillità. Perché io non sto tranquillo, non sto assolutamente tranquillo. Vi rendete conto dell'impatto, prima ancora di Lukaku, perché dobbiamo parlare di Lukaku, ma l'impatto di Neres sulla partita, perché noi adesso, abbiate pazienza, no, benissimo, ci siamo Neres, aspetta un attimo, ok, qua ci siamo capiti, ci siamo proprio capiti. Andiamo al mare. L'impatto di Neres sulla partita. Poi io la rivedrò, poi voi lasciate like qua, ma domani si fa analisi, recupereremo la live, penso lunedì, vediamo un attimo. Vi posso portare al mare? No, vi porto dove c'è l'ombra perché sennò schiatto. I like! C'è gente che si arrabbia quando chiedo i like. Ti interessano solo i like? No, mi fanno piacere perché mi dà quella sensazione che il contenuto vi è piaciuto, vi è servito. E abbiamo superato i 24.000 e festeggiamo. Signori, che fatica! Allora, il Parma è tosto, il Parma l'avevamo detto, stiamo parlando troppo del mercato, stiamo parlando poco del Parma. Tant'è vero, un po' di problemi di connessione. Aspetta un attimo. Il Parma attraverso o pal rigore e ci ha messo in difficoltà e Kvara sembrava l'unico in grado di poter risollevare la situazione, perché Kvara ci ha provato, è andato vicino, il portiere ha fatto diverse parate, così. Poi entra Spinazzola, vedi poi l'impatto del mercato, ecco perché quando uno dice il mercato, molto bene, importante, più uomini nuovi, già in forma, cioè prima, però vabbè, questo non si è fatto, non fa niente, non si perdono punti oggi, questa è la cosa importante. Il ritardo del mercato non ti ha fatto perdere punti, ti ha fatto perdere qualche anno di vita, forse, ma bene o male ce l'abbiamo fatta. Quindi Kvara bene, l'impatto di chi è entrato, perché poi quando entra Neres è lui che procura l'espulsione del portiere ed è lui che poi mette il cross per Anghissà, perché quello è fondamentale, di destro, Neres è incredibile. Dopodiché tu ti aspetti che, perché un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, l'acquisto di Lukaku significa anche il rigorista, e il rigorista con uno che non è un portiere, e uno stava abbastanza tranquillo, quel rigore non ce l'hanno voluto dare. Io più lo riguardavo e più non mi è chiarita la situazione, non mi era chiaro se prende il pallone, se prende la gamba, se prende tutte e due, non mi era chiaro per niente. Quindi quando non è chiaro l'errore dovrebbe rimanere l'impressione dell'arbitro, ma andiamo avanti. Lukaku di strapote, di potenza, e sul filo del fuorigioco. Mettete il like sul filo del fuorigioco, perché quello mancava, sì, bene, si può dire, il filo del fuorigioco, saper galleggiare l'esperienza della punta così, e poi tira una bomba di istinto, di potenza, che piega le mani, e probabilmente avrebbe piegato le mani anche a un portiere vero, secondo me. E quindi l'impatto di Lukaku, l'impatto di Neres, anche poi il gol di Anghissà, che notate dopo il gol, che Anghissà non ha giocato bene. Anghissà ha rischiato, e abbiamo rischiato tanto, perché tra il cartellino giallo e perché poi quello che hanno spostato da Buongiorno, che era di Anghissà, e ha rischiato pure di prendere un secondo cartellino giallo, e non avevamo altri centrocampisti in panchina perché Foro Russo non c'era, quindi alle volte deve andare così, ed è proprio Anghissà a svettare. E subito dopo il gol notate come Anghissà prende il pallone, doppio passo, se ne va in velocità, di tecnica, di un giocoliere, senza paura, senza macchina.
così, quando ti sblocchi mentalmente, perché è tutto qua, è tutta la paura mentale. Però c'è stata la reazione e possiamo parlare di 3 punti e possiamo andare alla sosta con 3 punti e possiamo parlare adesso di come organizzare la squadra, di come fare le coppie, di tutti i discorsi che si possono fare, quelli fuori squadra, perché hai fatto così, si può giocare con le strategie alla grande. Però si doveva giocare con 3 punti in tasca perché sarebbe stata una tragedia sportiva incredibile. E avete notato sicuramente l'orologio, no? Di Conte. O Conte che si lamenta con l'arbitro, tanti lamenti, quello è così. E poi ti gasa. Prima sosta senza soffrire, grande Valentino, grazie. Grazie mille. Io ragazzi le donazioni le vedo a volo, ma non riesco a leggere tutti i messaggi perché devo scappare a suonare, fa caldo e mi devo mettere in giacca, probabilmente rimarrò in manica di camicia. E poi Meret, permettetemi, non fatemi dimenticare, bravo, chi è? Bergamino. Meret, signori, ha fatto un miracolo distinto. I miracoli che Meret faceva all'epoca di Ancelotti, perché una delle cose che si dice sempre a Meret è non fa mai miracoli, non riesce mai a mettere una pezza così. Oggi, poi la rivedrò, magari era facile, ma mi è sembrata a distanza ravvicinata una grande reazione distinto e l'ha tolta. E là, 2-2, si crollava di nuovo nel panico generale. Invece, vedi come poi tutto sembra che si allinea bene. E meno male, siamo contenti. Sono pochi i like, ma arrivano dopo. Mi sono reso conto anche con la live di ieri, dove abbiamo fatto un po' di musica dal vivo. Sono arrivati comunque oltre 1000 like anche ieri, la live di ieri, quindi io vi ringrazio. E sono fortunato, sono un uomo fortunato di avere una community così. Crescono i numeri, cresce anche qualcuno, è inevitabile che arriva di più gente che non mi sopporta tanto, perché però a me non fa niente, perché per uno che non mi sopporta ce ne sono 23.000, magari facciamo che 1000 non mi sopportano e non fa niente, mi sopportano gli altri e io continuo per la mia strada, ma proprio liscio, dritto, indipendente, sempre a pensare quello che dico e a dire quello che penso, che è l'unico modo da fare. Tore Falanga, miracolette, comunque da 11 sono diventato, fammi recuperare, 14 minuti, Kvara lavora per 3 oggi, Spinazzola male, peggio di Olivera, Mazzocchi, quello è Neres titolare, io spero che, non lo so, ce lo dobbiamo chiedere a Conte se è una questione di equilibri, se lo vuoi utilizzare come jolly, ma uno di quella qualità, in una squadra che deve aggiungere qualità nei titolari, secondo me ti serve tantissimo. Che impatto, mamma mia, quanto è importante, bravo Alberto, ma quanto è importante questa vittoria, mamma mia, meno male, così si può ragionare su tutto, però coi 3 punti in tasca ci si può allenare, coi 3 punti in tasca molto meglio, molto più tranquilli, perché c'è da fare, c'è ancora tanto da faticare, c'è da aggiustare ancora la manovra, non è ancora pulitissima, però con l'innesto poi dei nuovi che dovranno far parte della squadra, perché la terza vittoria consecutiva, hai ragione France, abbiamo la possibilità, ecco, questa è la chiave, l'abbiamo detto, perché mi sembrava proprio, no? Quando abbiamo visto il primo tempo, proprio quella cosa, dice, una partita la vinci, una la perdi, magari una la pareggi, e quella discontinuità della squadra impazzita, variabile impazzita. Invece, se tu hai vinto col Bologna 3-0, hai vinto qua in rimonta e quindi fa piacere, dove sta Claudia? Ma Lukaku, cestinato al volo, frittati, vabbè. Quelli sono gli impatti dei predestinati ed è giusto che sia così. Adesso dobbiamo mettere davanti quello che è il bene della squadra, Osimhen o non Osimhen, se il Napoli ci rimette soldi, se poi lo riesce a vendere in Arabia, adesso interessa poco. Abbiamo fatto un all-in molto importante sul mercato, ragazzi, quindi il 4º posto diventa obbligatorio, bisogna dirlo, e non voglio parlare di scudetto, non c'è bisogno di quella pressione, però il 4º posto diventa obbligatorio. Certo,
Se il Napoli vuole provare a lottare per lo scudetto per assicurarsi il quarto posto tranquillo, io non mi metto a protestare. Se vuoi lottare per lo scudetto per arrivare al quarto posto, perché il Napoli è sempre così, quando lotta per lo scudetto va in Champions, quando lotta per la Champions andiamo in difficoltà, quindi toccherà molto alle nostre avversarie rispondere per le rime, e adesso dobbiamo pensare al bene della squadra perché dobbiamo tornare in Champions, altrimenti tutte queste spese va a finire che devi fare le cessioni dolorose, quelli là che sai, Kvara, Lobotka l'anno prossimo, e non ne sarebbe il caso perché poi Kvara è giovane, il resto della squadra è un pochino instant team come età, quindi dobbiamo dare il massimo subito appena si può e poi ci si riorganizza perché si è speso tanto. Vi ripeto, io ho fatto un discorso che il Napoli non fallisce anche così, però tenevo presente anche un Osimhen venduto a poco, anche a 50 uno rientrava tranquillamente nell'impatto del bilancio di adesso perché ti liberi dell'ingaggio, e invece ti sei ritrovato ancora che devi pagare Osimhen, devi pagare Mario Rui, Foloruscio è rientrato nella lista, però bisogna vedere se verrà utilizzato, e quindi tutta una serie di cose che a impatto di bilancio a me onestamente mi interessa di meno perché credo che il Napoli non si accappotti. Che quando De Laurentiis fa una cosa non mette a rischio tutta la sua azienda. Quindi secondo me si è fatto perché si poteva fare, c'erano le riserve, quindi lo sapeva. Però per quanto riguarda poi la squadra, e là dobbiamo capire gli equilibri di spogliatoio, che è la cosa più importante. Ecco perché quando mi si dice adesso tu reintegri Osimhen, non credo che sia possibile. La batteria si spegne, di conseguenza i bambini piccoli non li possiamo inquadrare perché non si inquadrano i bambini degli altri. Vi bacio, vi abbraccio, vi lascio dei like, siete 700, tipo ci sono 300 like, che è una vergogna, e vado a lavorare felice, tranquillo. Siate felici anche voi e ci vediamo poi presto per le cose. Fate da New York. No, we're not in New York. This is Spring Lake. Yeah, Spring Lake Bath. Spring Lake, yeah, in Spring Lake. Allora, il fluido è tutto.